Si svolgerà il prossimo 13 e 14 maggio un corso di aggiornamento monotematico sul trattamento del cancro del colon retto, anochirurgia laparoscopica, giunto alla sua terza edizione presso il Dioscuri by Palace di San Leone. Il convegno ha come presidente onorario il professor Claudio Cordiano, il professor Pietro Leo. Il corso è diretto dal professore Carmelo Sciumè, la segreteria scientifica curata dai dottori Buscaglia, Ciaccio, Carlo, Ferro e Rizzo, organizzato dalla RCV Congressi di Claudia Montalto. Si inizierà venerdì 13 maggio alle ore 14 con un intervento del rettore dell'Università degli Studi di Palermo Midiri, dell'assessore alla salute Razza, del dottor Ciaccio, presidente della Scuola Medicina dell'Università di Palermo, del commissario dell'ASP di Agrigento, dottore Zappia, di quello sanitario, dottore Mancuso, del sindaco della città che porterà il suo saluto, dottore Miccichè, e del presidente dell'Ordine dei Medici Pitruzzella. Concluderà il dottore Mangiacavallo, presidente del Consorzio Universitario di Agrigento. Il corso sarà presentato dal dottor Carmelo Sciumè, quindi la prima parte dove si parlerà di terapia integrata, dei problemi particolari. La seconda sessione pomeridiana riguarderà i tumori del colon retto e hanno protocollo presidente Giuseppe Di Vita, moderatori Stefano Mandalà e Antonio Straqualursi. Nella seconda giornata, quella di sabato 14 maggio, a iniziare dalle ore 8:30, saranno diverse le tavole rotonde che approfondiranno le tematiche dibattute. Si inizia con quella delle scelte delle tecniche operatorie, quindi la seconda sessione, chirurgia del tumore del colon retto localmente avanzato, e durante le tavole rotonde saranno effettuati dagli esperti varie domande di approfondimento ai vari relatori.